Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Melilli nel Siracusano è arrivata la Commissione regionale ambiente per fare il punto sulla situazione miasmi, mentre a Priolo Gargallo i residenti sono tornati in piazza per chiedere interventi concreti a tutela della salute. Catania ha scoperto arsenale in un garage di un complesso residenziale in Via del Bosco, sequestrati Kalashnikov, pistole e droga. A Palermo turisti in centro di giorno, violenza e caos la notte. Maxi rissa con bastoni e pugni tra commercianti bengalesi e tunisini. I residenti senza il presidio fisso delle forze dell'ordine. È tornato il Far West. Fece bruciare per vendetta il pub dell'ex socio. A Palermo 4 le ordinanze eseguite alla squadra mobile per il rogo del locale farmacia alcolica. Il caldo non dà tregua, alte temperature e weekend che si preannuncia rovente. Turisti e residenti cercano refrigerio a mare. Il Teatro Stabile di Catania rinnova la sua governance. Presidente del CDA, il catanese Salvatore Carrubba. Calcio, passi avanti forse decisivi. Il Catania vira su Emilio Longo, che a meno di clamorose sorprese sarà il nuovo tecnico rossazzurro. È ufficiale, Jesse Joronen continuerà a difendere la porta del Palermo. Il club rosanero ha rinnovato il contratto al portiere finlandese. Bentrovati. Si è riunita a Melilli la Commissione regionale ambiente per fare il punto sulla situazione miasmi nel Siracusano. Sempre in mattinata, ma a Priolo Gargallo, i residenti sono tornati in piazza per chiedere interventi concreti a tutela della salute. Intanto dalla Regione assicurano più controlli. Francesco Aloi. La Commissione regionale ambiente si riunisce a Melilli per affrontare il tema miasmi. È la prima volta che accade in uno dei comuni dell'area industriale del Siracusano. L'attenzione del governo regionale è massima e noi, come voi sapete, per la prima volta, grazie anche al sostegno di tutti i deputati della provincia di Siracusa, abbiamo potenziato la nostra struttura di ARPA sul territorio. Un segno di vicinanza delle istituzioni verso chi abita in questo territorio, costretto a convivere con i forti odori di idrocarburi. La presenza del governo e di tutte le istituzioni ambientali, questo dà chiaramente un rinforzo nei rapporti fra socialità e amministrazione. Alla riunione nel Palazzo Comunale sono stati invitati anche gli altri sindaci della zona e i rappresentanti delle aziende del polo petrolchimico. Stiamo facendo dei controlli straordinari, stiamo collaborando con gli enti di controllo e quindi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Nel frattempo a Priolo Gargallo si scende in piazza. È la seconda volta nella stessa settimana. Il no ai miasmi arriva a gran voce dalla gente. L'ARPA fa sapere che l'aria è costantemente monitorata, ma ai residenti questo non basta. È 70 anni che ci riempiono di parole di inquinamento, cielo, mare e terra, ma poi a fatti concreti siamo nel 2026 e siamo qua ancora in piazza a marciare per avere un po' di salute. In strada c'è anche Don Palmiro Prisutto, il parroco di Augusta, che ogni mese celebra in suffragio delle vittime del cancro. La farò anche il prossimo 28 e la farò fino a quando potrò celebrare messa. Ed era originario di Cala Scibetta, nell'Ennese, la prima vittima italo-venezuelana nel terremoto in Venezuela. Giuseppe Colaianni, di 55 anni, è morto vicino a Caracas dopo aver messo in salvo la moglie. E adesso a Catania un arsenale pronto all'uso è stato scoperto all'interno di un garage di Barriera Canalicchio. A fiutare la pista il cane dell'unità cinofila antidroga. E sentiamo Emanuela Corsi. Armi da guerra pronte a sparare e droga da immettere nelle piazze di spaccio. È la scoperta degli uomini della squadra mobile di Catania all'interno di un garage di un complesso residenziale in Via del Bosco, nel quartiere Barriera Canalicchio. A condurre i poliziotti nel luogo dove erano nascosti il cane di un'unità cinofila antidroga che ha indicato agli operatori il box. Durante la perquisizione, oltre a circa 200 grammi di marijuana, gli agenti hanno trovato un vero arsenale di armi comuni e da guerra. Tra queste un Kalashnikov, un fucile con canna artigianale
artigianale, una mitraglietta, 5 pistole, una penna pistola e diversi tipi di munizioni. Oltre alle armi sono stati rinvenuti anche 3 scooter rubati. Armi e mezzi fanno pensare ad un imminente agguato alla luce degli ultimi episodi criminosi e sparatorie avvenute in città. Sempre nel garage erano nascosti 2 motori di motociclo di dubbia provenienza. La polizia indaga per risalire ai reali proprietari delle armi e del materiale sottoposto a sequestro, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Palermo, notte di violenza in via Macheda, c'è stata una maxi rissa con bastoni e pugni nell'isola pedonale, sono stati coinvolti dai commercianti bengalesi e tunisini che sono date di santa ragione. Sul posto polizia, carabinieri e ambulanze. I residenti dicono senza il presidio fisso delle forze dell'ordine è tornato il Far West. Marco Gullà. Di giorno crocevia di turisti, di sera ring per risse ed episodi di violenza. Il doppio volto di via Macheda a Palermo. La scorsa notte altra violenta rissa. Si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e tunisini a colpi di bastoni, calci e pugni. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e personale del 118 per medicare i feriti. Non è chiaro il motivo scatenante. Tra i protagonisti della rissa ci sarebbe un tunisino che era stato bloccato dalla polizia perché aveva alcune dosi di droga e poi rilasciato. Questa notte l'ennesima rissa. Noi vogliamo evitare che succeda quello che è già successo: accoltellamenti, colpi di pistola, spaccio, si importunano i turisti, quindi non possiamo che chiedere al prefetto e al questore di disporre con una certa urgenza il presidio in quel sito. Un commerciante bengalese ci dice: abbiamo paura ogni giorno. Pericolosa questa strada di sera? Bruttissimo. Sì? Sempre qua, vedi, sera qua, tunisino, senegalesi, noi non possiamo lavorare così. Hai sempre paura, noi pagare affitto, tasse, cosa no, come fai a vivere così qua? Da alcuni giorni il presidio di polizia non c'è più, dice un residente, e sono tornati di nuovo alla carica questi giovani che hanno sempre atteggiamenti violenti e tendono a controllare la zona, per non parlare dello spaccio ad ogni ora del giorno. Avrebbe commissionato l'incendio di un noto pub nel centro storico di Palermo per vendicarsi dell'ex socio, rimasto proprietario dell'azienda, e facendo passare il tutto per estorsione. La polizia di Palermo adesso ha ricostruito il contesto dell'incendio avvenuto il 19 agosto del 2024 alla farmacia alcolica di via Alloro. 4 gli ordini di custodia cautelare. Sentiamo Manlio Viola. Avrebbe commissionato l'attentato a un noto pub nel centro storico di Palermo per vendicarsi dell'ex socio rimasto proprietario dell'azienda e facendo passare il tutto per estorsione. La polizia di Palermo ha ricostruito il contesto dell'incendio del 19 agosto del 2024 alla farmacia alcolica di via Alloro, grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale e dell'intera zona inserita nel perimetro della control room di Palermo. L'auto con gli attentatori è stata infatti seguita dalle telecamere e ricostruito il percorso fino all'incendio. Adesso gli uomini della quinta sezione della squadra mobile hanno eseguito 4 ordini di custodia cautelare, 2 in carcere, 1 ai domiciliari e un obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il mandante sarebbe stato Francesco Damiani, 61 anni, ex socio del locale, al quale è stato notificato l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia. L'arresto è scattato invece per Giuseppe Terranova, di 34 anni, che deve rispondere dell'incendio, ma anche di estorsione e ricettazione in un'altra vicenda. Carcere anche per Vincenzo Romeo, 48 anni, accusato di essere il secondo uomo del comando incendiario. Domiciliari per Benito Morana, di 52 anni, che deve rispondere solo di ricettazione. Dopo l'incendio alla farmacia alcolica, infatti, nelle indagini è emerso anche un altro episodio di cavallo di ritorno, ovvero la restituzione di un'auto rubata dietro il pagamento di una sorta di riscatto addebitato a Terranova e Morana. Imponevano servizi di guardiania a chioschi e lidi della costa di Priolo in provincia di Siracusa e chiedevano soldi ai clienti per il parcheggio. La richiesta, se non assecondava, poteva sfociare in ritorsioni come incendio o aggressioni. È l'accusa contestata a 5 indagati a 2 procure di Catania, la DDA e quella per i minorenni, a 5 indagati, tutti originari di Priolo Gargallo. E adesso parliamo del caldo, continua ad assediare la Sicilia e il mare per i turisti e i siciliani rimane la meta preferita. Veronica Barbarini.
Ancora nessuna tregua dal caldo. È in arrivo Caronte, l'anticiclone. Nel weekend si attende una rovente Sicilia. Bollino arancione su Palermo, giallo su Catania e Messina. Il mare, la meta più gettonata per trovare rinfresco. E affronteremo questo caldo torrido con un bel bagno. Questa mattina facciamo una buona colazione con una buona granita di mandorla con una bella brioche. Ma c'è anche chi gode della brezza marina e chi preferisce rimanere in casa nelle ore più calde. Affrontiamo il caldo, stando all'interno, perché la mia casa fortunatamente ha mura spesse di 80 cm e poi ci sono i ventilatori quelli a tetto e bene o male diciamo che se riusciamo a sopravvivere, dai. A Punta Secca il caldo non esiste, basta che c'è la brezza di ponente, c'è questo venticello che è molto rinfrescante. Molti turisti hanno scelto la Sicilia in questi giorni e il suo mare. Bologna ci sono 39 gradi. Qua sto benissimo. Il consiglio per tutti quindi è prendere un aereo, venire in questa meravigliosa terra e godere del mare, del cibo, dell'accoglienza, dell'arte. Un'attività effusiva nell'alto settore dell'Alta Valle del Bove, a una quota di circa 3.000 metri sul livello del mare, è presente sull'Etna. L'attività sta producendo una piccola colata lavica, al momento debolmente alimentata, e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania, segnalando che la notte scorsa c'è stata una debole e irregolare attività esplosiva stromboliana al cratere Voragine. Questa fase eruttiva dell'Etna non impatta al momento sulla piena operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Restiamo a Catania. Il Teatro Stabile ha presentato questa mattina la nuova governance. Alla guida del direttivo ci sarà Salvatore Carrubba. Lo sentiamo nel servizio di Tonino De Mano. Salvatore Carrubba, indicato dal Comune di Catania presidente del Consiglio d'amministrazione, Francesca Maraviglia ed Enrico Nicosia, designati dalla Regione Siciliana, Ida Nicotra, indicata dalla Città Metropolitana di Catania, e Carlo Juvara, rappresentante dell'ente regionale Teatro di Sicilia. È questa la nuova governance del Teatro Stabile di Catania, presentata dal sindaco Trantino nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. Vanto ed orgoglio per il neopresidente Carrubba, che nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi nel mondo della cultura e dell'università, tra cui la presidenza del Piccolo Teatro di Milano e dell'Accademia di Brera. E assume il valore simbolico e sentimentale di un ritorno alle radici che non si erano mai ovviamente rotte, strappate in questi anni, e il fatto che il sindaco abbia chiesto di mettere a disposizione della città le competenze modeste che ho acquisito in questi anni mi ha fatto molto piacere. Sono sicuro che ci saranno, grazie poi alla direzione del maestro Giorgetti, delle possibilità, delle opportunità per sviluppare la collaborazione, la condivisione con le altre realtà catanesi e anche con realtà nazionali e internazionali. Un ritorno alle origini apprezzato e gradito anche dal sindaco Trantino. Catania è una città dinamica, sempre in fermento, e le nuove idee di cartellone del Teatro Stabile riflette questa condizione. È un po' sentirsi protagonisti di 6 personaggi in cerca d'autore, perché ciascuno di noi ha bisogno di trovare attraverso il teatro anche la propria dimensione esistenziale. A Catania la polizia ha chiuso per la durata di 7 giorni 2 attività commerciali situate in piazza Carlo Alberto e in via Plebiscito nel quartiere San Cristoforo. Dai controlli è emerso che erano diventati ritrovo abituale di persone con precedenti penali di particolare allarme sociale. La Polizia di Frontiera Marittima di Palermo ha denunciato 3 coppie di croceristi stranieri per una truffa al casinò della nave Meraviglia di MSC. I 6, 3 uomini e 3 donne di età compresa tra i 25 e i 30 anni, si erano imbarcati a Barcellona presentando delle carte di credito virtuali, facendosi accreditare 30.000 euro ritirati poi al casinò. I truffatori sono stati fermati al porto di Palermo dagli agenti della Polmar. E adesso una breve pausa, a tra poco. La Guardia di Finanza oggi è in festa perché celebra in tutta Italia i suoi 252 anni della fondazione. Siamo stati a Catania. Eva Spampinato.
Oltre 2 secoli di storia, di evoluzione e di servizio al paese, dalla Legione Truppe Leggere ai confini del Regno Sabaudo nel 1774 fino alla moderna polizia economico-finanziaria che combatte evasione, frodi, criminalità organizzata. Il nostro impegno è appunto quello di contrastare queste fenomenologie che nel tempo si sono trasformate velocemente da fenomeni frammentari a fenomeni sempre più strutturati che non rimangono circoscritti nel territorio di riferimento, ma che assumono carattere nazionale e talvolta anche internazionale. La Guardia di Finanza celebra oggi 252 anni di attività e lo fa con celebrazioni ufficiali in tutta Italia. A Catania la cerimonia inizia con la deposizione della corona d'alloro sulla stele delle Fiamme Gialle in piazza San Francesco di Paola. Qui sono arrivati i massimi nomi delle autorità civili, militari e religiose. Un momento solenne salutato dal messaggio da parte del Presidente della Repubblica, che è stato anche occasione per fare il punto sull'attività svolta dalle Fiamme Gialle tra il 2025 e i primi mesi del 2026. Parliamo di 6.300 interventi complessivamente, 1.500 indagini in tutti i settori di intervento della Guardia di Finanza, dalle frodi fiscali agli interventi in tema di tutela della spesa pubblica, le attività di contrasto degli illeciti economico-finanziari, tutti quei fenomeni che incidono sulla concorrenza e sono in danno ovviamente della competitività delle imprese e dei contribuenti onesti e che rispettano le regole. Ad Acireale è stata presentata l'estate 2026, oltre 2 mesi di eventi, dal grande cinema con Carlo Verdone alla storica Fiera dello Ionio. Domani primo appuntamento con la musica jazz in Piazza Duomo. Orazio Longo. Ad aprire il programma sarà la musica jazz con 4 serate gratuite in Piazza Duomo che porteranno ad Acireale artisti del calibro di Rita Botto in quintet, Roberta Maci quartet, Luca Madonia in trio e Francesco Cafiso con Aaron Goldberg. Nell'estate 2026 di Acireale si passa dalla musica all'enogastronomia, dalle tradizioni popolari al cinema, con Carlo Verdone ospite della rassegna cinematografica 4 serate con Carlo, che si terrà dal 9 al 12 luglio alla Villa Belvedere. A questi si aggiungono tutti gli eventi delle frazioni, tutti gli eventi nei quartieri, perché ogni anno finanziamo anche associazioni e parrocchie che danno un contributo che rendono vive anche i nostri quartieri popolari, ma anche le frazioni a mare. Quindi una estate ricca di eventi come gli scorsi anni. Ad agosto il ritorno del Carnevale d'estate, museo diffuso, identità, arte e cultura, che riporterà nel centro storico gli spettacolari carri allegorici, mentre dall'8 al 13 alla Villa Pennisi il festival musicale. A chiudere il cartellone la Fiera dello Ionio, storico appuntamento settembrino. Il programma Acireale Estate 2026 è patrocinato dal Ministero del Turismo e dalla Regione Siciliana. Artisti di strada fra spettacoli e regole. Nel Focus in onda dopo il TG parleremo delle nuove ordinanze che vogliono portare ordine in questo mondo. Con Lorena Dolci, gli artisti Luna Spina e Jakub Rizma, la direttrice del Comune di Catania Valentina Noto e l'imprenditrice Birgida De Klerk. Alle 14.30 in diretta, proprio dopo questo nostro TG su Telecolor e in streaming sul sito Sicilia Web. I vostri messaggi, come al solito, alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso ancora una breve pausa e poi parleremo di calcio, del Catania e del Palermo. A tra poco. Ed eccoci al calcio, partiamo con le novità che riguardano il Catania, che è vicino all'accordo con l'ormai ex allenatore del Crotone Longo, che ha salutato la sua tifoseria con un messaggio d'addio. Si lavora per definire i dettagli legati alla composizione dello staff tecnico. Tonino De Mano.
passi avanti, forse decisivi. Il Catania vira su Emilio Longo che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere il nuovo tecnico rossonero. L'ostacolo principale non riguarderebbe più l'aspetto economico, ma la definizione di alcuni dettagli legati alla composizione dello staff tecnico e quindi all'organizzazione del lavoro. L'ormai ex allenatore del Crotone ha sciolto ogni vincolo contrattuale con il club pitagorico, affidando ai social una lunga lettera d'addio, definendo l'esperienza rossoblu un capitolo fondamentale della propria crescita professionale e personale. Su Longo ci sarebbe l'interessamento del Foggia, ma i pugliesi attendono l'ufficialità del ripescaggio, mentre il Catania non vorrebbe più aspettare, visto che il tempo stringe e bisogna programmare la stagione del rilancio. La società di Ross Pelligri è pronta ad avviare una profonda riorganizzazione dell'organico, pur mantenendo uno zoccolo duro di calciatori da cui ripartire: Dini, Di Gennaro, Cicerelli, Lunetta, su tutti. Nei prossimi incontri potrebbero essere definiti anche gli ultimi aspetti relativi allo staff tecnico. L'idea sarebbe quella di portare a Catania buona parte dei collaboratori che hanno accompagnato Longo nell'esperienza di Crotone, garantendo continuità metodologica e organizzativa. Parallelamente si preparerà anche il lavoro in vista del ritiro estivo fissato per il 16 luglio, con il mercato che entrerà presto nella sua fase operativa. E adesso il Palermo. Il Palermo rinnova il contratto al portiere finlandese Joronen. In entrata è fatta per Hernani, Estevez e Cassandro. I rosanero sono molto attivi sul fronte del calciomercato. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Yes Joronen continuerà a difendere la porta del Palermo. Il club rosanero ha annunciato il rinnovo del contratto del portiere finlandese, confermando la volontà di puntare ancora sulla sua esperienza in vista della stagione 2026-2027. Una notizia attesa da giorni e che adesso trova anche il crisma dell'ufficialità. Il nuovo contratto prevede un prolungamento di un anno con opzione automatica per un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. Una scelta che conferma la fiducia del Palermo nei confronti dell'estremo difensore finlandese e la volontà di mantenere continuità tra i pali. Fatta anche per Hernani dal Monza, il centrocampista sarà ufficialmente rosanero la prossima settimana. Al club brianzolo circa 1 milione di euro. Prossima settimana che dovrebbe aprirsi anche con l'ufficialità del centrocampista Estevez, ormai ex Parma. E poi trattativa in fase avanzata anche per Cassandro, il jolly difensivo di proprietà del Como è una priorità del Palermo. L'affondo e l'offerta del club di Viale del Fante hanno superato la concorrenza del Sassuolo. Inzaghi potrà contare su un difensore molto duttile, abile a giocare sia come terzino sia eventualmente da centrale. Ed è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.